È l'ultima prova del Super Frustino. Tommaso Grassi e Hayward sono in 10, ma solo 3 guidatori possono ambire al traguardo finale, ovvero Loris Farolfi, Gianvito D'Ambroso e Maurizio Cheli. Questa è la prova a maggior dotazione. Stacco della macchina, veloce, Ultrasgrif, Radenska Daghi e Rugiada SMS. Vediamo Ultrasgrif in vantaggio su Radenska, che però non ha il posto per mettersi seconda perché è partita molto veloce Vampiria Gifont, ma ora Alessandro Raspante riesce a scavarsi il buco e si mette in seconda posizione davanti a Vampiria Gifont. Poi in quarta posizione Velez Daghi a precedere Simon Barboi, quindi in vantaggio Ultrasgrif, Andrea Vitagliano, che arriva al paletto dei 400 in 29,4. Vediamo avanzare al largo il numero 9 di Stargrif Italia, mentre è rimasto al largo Rugiada SMS, a cui sta venendo corsa decisamente impossibile. Arriviamo ai 600 metri in 45,6. Siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre Andrea Vitagliano in vantaggio col figlio di Classic Photo, Radenska Daghi seconda alla corda a precedere Vampiria Gifont, poi Velez Daghi in quarta posizione, Rick Del Duomo ora viene via in quarta, Loris Farolfi ci prova, intanto il giro è andato via in 1 minuto e 5 decimi, 14,9 qui di fronte alle tribune, sempre Ultrasgrif a precedere Radenska Daghi, Vampiria Gifont e Velez Daghi. Poi il treno esterno cappeggiato da Stargrif Italia, ora aumenta decisamente il ritmo, Ultrasgrif 14,7 di là, con Radenska Daghi sempre in seconda posizione davanti a Vampiria Gifont e Velez Daghi, mentre sono in difficoltà quelli all'esterno. Siamo a 400 metri dalla conclusione con Ultrasgrif che prende vantaggio su Radenska Daghi, poi Vampiria Gifont e Velez Daghi. Siamo a 200 metri dalla conclusione, nettamente in vantaggio Ultrasgrif che allunga ancora su Radenska Daghi, Vampiria Gifont e Velez Daghi. Ultimi 100 metri viene a dominare Ultrasgrif, mentre Vampiria Gifont batte Radenska Daghi per il secondo posto, al quarto Velez Daghi. 1.13,4 la media al chilometro, addirittura 57 l'ultimo giro per Ultrasgrif che dimostra forma al top, godeva anche di ottima sistemazione. Andrea Vitagliano non si è fatto scappare la vittoria e viene a vincere, purtroppo per lui però non servirà per l'ingresso in finale del Super Frustino. Il secondo posto è per Sandro Miraglia, al terzo Alessandro Raspante, al quarto Giorgio Cassani, tutti che non erano in lista per il posto in finale, quindi direi che a sto punto non ci sono dubbi. Gianvito D'Ambroso sarà il finalista per i guidatori dell'Emilia Romagna, se non sbaglio, ma dovrebbe senz'altro essere così. Gianvito D'Ambroso con i suoi 21 punti non può essere raggiunto da nessuno ed è il vincitore del Super Frustino 2019 Tommaso Grassi Hayward, la prima giornata. Intanto rivediamo la bella vittoria di Ultrasgrif, Andrea Vitagliano, la quota di 2,22. Qui il figlio di Classic Photo vince nettamente su un'ottima Vampiria Gifont che batte una comunque valida Radenska Daghi al rientro al terzo posto, al quarto Velez Daghi.